Le pensioni. Allora, da quando è stata la riforma Fornero, si ha questa falsa impressione in Italia che noi abbiamo risolto il problema delle pensioni. Il problema delle pensioni è fatto, siamo a posto, il problema delle pensioni. Sì, certo, abbiamo quella roba là, gli esodati, insomma. Però questa è un'altra bufala di proporzioni galattiche. L'Italia nel 2012 ha speso il 17% del PIL, 260-270 miliardi di euro, in pensioni. La Francia, che è la Francia, paese più statalista dell'universo sensibile, ha speso il 13%, la Germania l'11%. La media dei paesi OCSE, cioè i paesi più sviluppati, è il 7%. 7%. Quindi noi abbiamo svariate decine di miliardi di euro in sovrappiù rispetto al resto dell'Occidente e anche dell'Europa. Noi sappiamo anche che ci sono dei problemi seri, perché è vero che c'è una quantità enorme di persone che è andata in pensione troppo presto e che l'Italia ha un paese drammatico, ha un problema drammatico non solo perché c'è la disoccupazione dell'11%, ma perché questa disoccupazione è una disoccupazione su una parte di popolazione occupata che è troppo bassa. Da noi solo 24 milioni di persone fanno parte della popolazione attiva, su 60 milioni. Non è possibile. Gli altri paesi in Europa hanno il 50%, che se vi sembra poco vuol dire sono altre 6 milioni di persone. Gli Stati Uniti hanno il 65%. Quindi è vero che noi abbiamo un sacco di persone che sono andate in pensione troppo presto. Non parliamo poi delle pensioni di invalidità e così via. Ma è anche vero che ci sono un sacco di persone che vivono con pensioni basse. Quindi anche se sono andate in pensione troppo presto, è difficile andare addosso a queste pensioni così basse. Però è anche vero che c'è un 13% delle pensioni, di valore delle pensioni, che è fatto da pensioni alte, superiori ai 3.500 euro. Allora, noi non siamo socialisti. Se mi guardate in faccia, non ho la faccia del socialista. Quindi, se uno ha contribuito durante la sua vita lavorativa per beccarsi 500.000 l'anno di pensione, per me va benissimo. Se ha messo i soldi di tasca sua, buon per lui, si becchi 500.000. Il problema è che in Italia abbiamo dei burocrati che si beccano 500.000 di pensione avendo dato contributi che sì e no gliene darebbero diritto a 50.000 euro di pensione, e quindi tutti questi signori che hanno queste pensioni alte senza avere contribuito se ne stanno fermi qualche giro, e siccome noi abbasseremo anche l'IRPEF soffriranno pure meno. Perché questo è il problema. E abbiamo gli interessi sul debito. Allora, adesso il PDL è venuto fuori con questa roba da giocolieri, 400 miliardi in 5 anni, non sanno quello di cui parlano, non sanno proprio quello di cui parlano. 400 miliardi in 5 anni, è ovvio che è realistico, noi vogliamo privatizzare tutto, figuriamoci, ma è ovvio che è realistico 400 miliardi in 5 anni. Noi abbiamo fatto una cosa un po' più meditata e a quello che siamo arrivati come conclusione è che è realistico sia tra beni immobili che beni mobili, cioè che partecipazioni in aziende, perché non si capisce lo Stato ancora cosa ci... Adesso sarebbe per me troppo semplice dire che la partecipazione dello Stato nelle aziende pubbliche ci porta Saipem, MPS e Finmeccanica. Troppo facile sarebbe, lo dico lo stesso, ma troppo facile, perché la corruzione in fondo non è riservata solamente alle aziende di Stato, ma la corruzione nelle aziende private è un problema
di diritto penale, la corruzione nelle aziende pubbliche è un problema politico, perché sono soldi nostri, quindi devono togliere le mani dalle aziende pubbliche. Perché noi dobbiamo avere Fincantieri quando lo stesso amministratore delegato della Fincantieri dice in continuazione noi dobbiamo andare in borsa? Perché dobbiamo avere Tirrenia che continuiamo a sovvenzionare con 150 milioni l'anno per fare la rotta Livorno-Corsica e ci sono almeno altri 4 concorrenti? Perché abbiamo dovuto aspettare a perdere 4 miliardi prima di privatizzare l'Alitalia? Perché? E perché la Cassa Depositi e Prestiti adesso si mette a comprare qua e là coi soldi nostri, dei risparmi postali? Garantiscano il credito alle imprese, la Cassa Depositi e Prestiti, se vuole fare qualche cosa, invece che fare shopping. Questa è la cosa che dobbiamo fare. E allora noi diciamo, perché dobbiamo sopportare sul groppone la RAI, che oltre a pagargli il canone fa pure le perdite? Mentre se la vendessimo prenderemmo 3 miliardi. Allora via le aziende dalle mani dello Stato, le aziende locali. Il Veneto, produttivo, è una delle regioni con la più alta densità di aziende pubbliche d'Italia, che vergogna, cari amici veneti, pieni di politici trombati, di gente che è in perdita, con subholding, fanno i castelletti. Ma che ve ne fate di tutte queste aziende pubbliche? In gran parte in concorrenza con aziende private, facendogli concorrenza sleale perché loro il credito dalle banche lo ottengono e le aziende private no. Che ve ne fate? Vendetele tutte che non vi servono a niente. Il liberale Galan penso che abbia creato più scatole lui possedute dalla regione che un bambino giocando con Lego. Ma liberatevi di questa roba. E anche di Galan, ma certo, anche di Galan. Allora, via le aziende dalle mani del pubblico e via gli immobili di Stato. Allora, voi dovete sapere che gli immobili di Stato che valgono circa 400 miliardi, e da lì che deve aver preso qualche pezzo di giornale Brunetta e dice 400 miliardi. Hanno un rendimento dello 0,2% del loro valore. Ora, se voi aveste degli immobili, affidaste a un amministratore e lui facesse avere un rendimento dello 0,2% con i vostri immobili, voi probabilmente lo mettereste in un barile di pece, lo impiumereste, lo buttereste nel fiume Muson, mi sembra che si chiami. Ecco, nel fiume Muson ci mettono noi invece, perché tengono questi 400 miliardi senza farne niente. Dicono, ma ci abbiamo già provato. E certo ci avete provato da imbecilli, perché se vendete le caserme dicendo che deve rimanere lo spiazzo per le parate militari, è difficile che qualcuno ve le compri per farci degli appartamenti. Diciamo, i vincoli di destinazione, è chiaro che se ritenete i vincoli di destinazione è difficile che qualcuno se lo compri. Quindi via tutti questi immobili pubblici. Vendere. Qualcuno dice, ma se noi vendiamo troppi immobili, e noi ripeto, non diciamo le baggianate dei 400 miliardi, noi diciamo 180 miliardi tra imprese pubbliche e immobili in 5 anni, che è una roba ben diversa, poi calano i prezzi degli immobili. Invece se ci mettiamo l'IVA patrimoniale il prezzo degli immobili salta su. Ma guarda che veramente sono dei geni, Se noi ci mettiamo la patrimoniale, quello sì che li fa salire i prezzi degli immobili. Questa vendita degli immobili ci fa risparmiare 9 miliardi l'anno di interesse. 9 miliardi l'anno. E qui noi siamo così conservativi nelle nostre stime che vediamo solo i soldi risparmiati reali e nemmeno calcoliamo l'effetto positivo che avrebbe sullo spread, non lo calcoliamo, il fatto di ridurre il nostro debito pubblico sotto il 100% del PIL, cosa che accadrebbe tenendo il bilancio alla pari grazie ai tagli delle spese pubbliche e la vendita dei beni pubblici per 180 miliardi.
Questo, secondo noi, vuol dire ragionare seriamente e per il bene del Paese, non le cose che ci vengono offerte. Non le cose che ci vengono offerte da altri, di giorno in giorno, cambiando idea. E per le tasse, visto che risparmiamo 100 miliardi di euro in spesa pubblica, noi proponiamo di abbattere di 85 miliardi e la prima che deve andare via è l'IVA, via l'IVA subito. E la seconda che deve andare via è l'IRPEF, abbassiamo subito l'IRPEF e facciamo in modo che chi ha carichi di famiglia, sia di bambini che di anziani, e questo vuol dire soprattutto le donne, che nel 90% dei casi sono loro che si prendono cura prima dei bambini, poi appena invecchiano un po' dei genitori anziani, e meno male che ci sono, ma almeno cerchiamo di mettere nelle condizioni di riuscire anche a lavorare e di fare in modo che entrino nel mercato del lavoro, che per loro è precluso in modo osceno. Meno del 50% delle donne tra la popolazione attiva è nel mercato del lavoro. Non è più ammissibile questo. E nelle regioni meridionali la percentuale è da paese non del terzo mondo, ma da paese medievale. Quindi via queste tasse per 85 miliardi, con le detrazioni per la famiglia, con l'IRPEF e con l'IRAP, e in più, e qui concludiamo perché sennò poi facciamo troppo tardi, la nostra proposta non è solo numeri, la nostra proposta è cambiare il paradigma culturale di questo Paese. E il paradigma culturale di questo Paese vuol dire cambiare la rassegnazione egalitaristica che c'è in questo Paese, l'inamovibilità, per far entrare nella testa di tutti e nel comportamento di tutti merito, concorrenza e mercato. Perché un insegnante di scuola media o di liceo o d'asilo, bravo, dedicato, amato dalle famiglie e dai bambini o dai ragazzi, che si inventa cose nuove per loro, che li fa studiare, che fa più quel che deve, di quel che deve, perché questo signore o questa signora a fine dell'anno non deve avere non solo manco una pacca sulle spalle dal preside, ma un euro in più, perché quegli stessi euro che non danno a lui servono per pagare una marea di gente inutile che adesso Bersani, come grande idea, vuole regolarizzare tutta quanta, ancora una volta facendo entrare chi è in graduatoria per anzianità e non per merito. Perché questo deve succedere? I nostri migliori alleati non sono solo gli imprenditori, gli artigiani, i professionisti e gli studenti, sono i dipendenti pubblici, perché i dipendenti pubblici bravi, quelli col talento, quelli che lavorano, sono i più sfortunati, perché non c'è infermiere di un ospedale bravo, non c'è medico ospedaliero bravo, non c'è insegnante bravo che non senta la sofferenza di non ricevere niente rispetto al suo impegno, rispetto agli altri, perché c'è questo stupido, idiota e oppressivo egalitarismo. Sono loro i nostri migliori alleati, è loro che bisogna convincere, e a loro bisogna dire che c'è un'altra categoria che deve darsi una mossa rispetto al merito e rispetto alla valutazione, che è la categoria della magistratura, perché noi siamo per l'indipendenza della magistratura, noi non gli vogliamo mettere il bavaglio, non vogliamo punirli, non vogliamo fare come fa Berlusconi che fa solamente i fatti suoi, ma non è possibile che tutti i mestieri del mondo siano valutabili e gli unici che siano invalutabili sono i magistrati. E che sono? Un enigma rinchiuso in un indovinello, come diceva Churchill dell'Unione Sovietica. Ma che sono? No, cari, dovete anche voi essere valutati, e anche lì i magistrati bravi ne saranno solo contenti, i magistrati coscienziosi ne saranno solo contenti, i magistrati che non scrivono sentenze, come direbbe l'avvocato di Staso, ad minchiam, saranno contenti. Lui che è colto, che sa il latino. Quindi
e qui concludo veramente, penso che abbiamo parecchio lavoro da fare, cioè, non è che è poco, però per riprendere quello che dicevo all'inizio, la cosa che ho imparato durante questa campagna elettorale, che veramente mi sento di aver fatto quasi dal Manzanare al Reno, da Lecce a Livorno, da Castelfranco a Novara, passando per Genova e Benevento, è che noi siamo un movimento, tanto per cominciare, non di leader ma di idee, e questa è una gran cosa, perché le idee camminano sulle gambe degli uomini, per carità, ma gli uomini sono fallaci, gli uomini si stufano, ma le idee invece rimangono. Il fatto di averle declinate in un modo così preciso e senza bisogno di modificarle ogni 2 minuti è una delle cose che mi fa sentire contento. Sono contento che siamo riusciti a creare tutti insieme un movimento di idee che rimangono a prescindere da quello che sono le vicende umane, personali di ciascuno di noi. La seconda cosa che mi rende contento è che noi abbiamo iniziato con questo senso d'angoscia e girando per il paese ho trovato tante persone che avevano questo stesso senso d'angoscia per il lavoro, per i figli, per il paese. E la cosa di cui sono più contento è che attraverso fermare il declino siamo riusciti a fare una cosa veramente notevole. Siamo riusciti a trasformare questo senso d'angoscia in un grande entusiasmo, di cui vi ringrazio molto. Che dire? Grazie Alessandro, io vi ringrazio nuovamente, votate fare.